Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Vado, inizia l'imbucato, come state? Ma sapete che sono da solo? La baronessa essa mi ha abbandonato. Lei veleggia, è su una barca, è in vacanza. Andiamo, venite con me. Vieni qua, l'ho beccata. Bellissima lei, stupenda. Come stai? Bene. Di dove sei? Di Cosenza. Ma sei stupenda, cosa fai nella vita? Lavoro in un call center. Brava. Che qua per la festa di Marco Ambrogio siamo in questa location, una villa sul mare, sull'acqua, bellissima vi dico. Bella, no? Andiamo Pasquale, andiamo. Baronessa, mi hai abbandonato. La Vercillo mi ha abbandonato. Andiamo. A cosa sta pensando? A cosa sta pensando? Stavo osservando. Contento perché ho visto cantare. Ha visto cantare? Sì, Chi? ho cantato. Non li conosco, però di vista li conosco. Ma lei canta? Io no. Cosa fa nella vita? Sono ingegnere. Caro, come Claudio. stai? Io bene, tu? Bene. È un piacere, Amantea quest'anno è stupenda. È sempre bella, Amantea è Cerchiamo di dare bellissima. il meglio che possiamo. Come no? Ma Amantea, tu sai che adoro, amo Amantea. Lo Da so. bambino venivo in vacanza a Amantea, quindi per me Amantea. Sei un amanteano acquisito. Sì. E tu il tuo lavoro cosa Anche stai io sono facendo? acquisito. Io sto insegnando ora. Ah, Sono passato dai libri all'insegnamento. Quindi abbiamo cambiato. Sono andato dietro la cattedra. ma che bella signora di classe. Come va? Benissimo. Una festa bellissima, allegra e gioiosa. Brava. Siamo sul mare. Sul mare, un mare splendido, il nostro mare splendido. Oggi c'è un mare bellissimo. Davvero, è vero? davvero. Lei ha fatto il bagno? Purtroppo no. È bianchetta la Sì, signora. ma bianchissima. Però Si è abbronzerata, tanto l'estate. Ho messo un abito un po' più chiaro, volevo mettere il nero per... No, nero no, a mare no. No, a mare no, nero. Non è un look giusto. Vieni qua. La linda, lindissima, amo. Guardate questa coppia, la conoscerete sicuramente, i miei figliotti. Mi hanno messo in mezzo, lei alta, lui alto, lo fanno apposta. Ma perché non ne hai messi tanti? Siamo in pieno tour, come tu ben sai, e quindi c'è un po' di stanchezza, però stasera siamo in relax. Stasera siamo alla festa, giusto Carmen? Yes. Come sta andando? Bene, siamo in pieno tour, adesso oggi riposiamo. Il 30 ci sarà questa tappa di Miss Italia ed è una tappa importantissima che si farà a Cosenza, però in uno dei posti più belli del sud Italia, più culturali, più storici, una location di una bellezza unica. Dovete venire perché è da vedere il tutto, è una cosa impressionante, bellissima, sarà una serata stupenda. Ci sarò io in giuria, sfilerò io, quindi dovete venire, è vero? Io avrò il tuo abito, tanto per cambiare. Sì, come dicevi tu, il 30 avremo questa prima finale regionale nella quale verrà eletta Miss Equilibra Calabria, che sarà poi la prima semifinalista a livello nazionale che poi andrà alle prefinali a Jesolo. Ah, addirittura. Sì. Poi una chicca. Quella serata, quindi il 30, ci sarà praticamente un flash della collezione che verrà presentata a Milano. Di chi? Ma di chi?
Ma se non lui, ma di chi? Di Claudio Greco. Ma E poi ci sarà anche la Miss Italia in carica, diciamolo pure, perché per chi ancora non l'avesse conosciuta di persona è la prima volta che viene in Calabria, quindi vi aspettiamo a Cosenza per fare la foto con Alice, Rachele e Arlan. quindi ci vediamo? Giorno 30 luglio in piazza 15 marzo alle ore 21. Quindi ci vediamo? Giorno 30 luglio a Cosenza in piazza 15 marzo. Ciao! Ci vediamo, ciao! Sono ambasciatore Unice, grande pazienza con i bambini. No, grande pazienza. Come ti chiami? Viola! Bottiglium. Tu? Sole! Da quanto tempo sei qua? Da tanto, da un po' di tempo. Ma stai facendo... No, spostati a qui, c'è la telecamera. E voi vi volete... Alle volte ci litighiamo, diciamo. Si pigliano per i capelli. Ma vi volete bene comunque. Sì. Salutate il pubblico. Ciao, ciao, ciao. Già faccio. Pigliatevi i bambini. Già faccio. I bambini. Aiuto! Sei eleganti? Grazie, troppo gentile. Carino. Cosa fai nella vita? Io lavoro all'università, Ah, complimenti. mi occupo della carriera dei ragazzi, Quindi sei molto a contatto con i ragazzi. sempre, dall'inizio fino alla fine, fino alla laurea. Quindi me li Che prendo bello. appena arrivano e li accompagno alla laurea. Tu sei il marito. Sono fortunato. Sei fortunato di avere una moglie come lei. Grazie. Bella coppia. Complimenti. Grazie. Con chi parli? Ma con chi Stavo parli? rispondendo a un cittadino che stava segnalando. Ma tu di cosa ti occupi? Io mi occupo di una pagina con una pagina su Facebook che si chiama Buone Pratiche per il Decoro Urbano. Ma che bravo. Ah, cioè, fai un primo piano a lei, è da una vita. Io l'ammiro oltre al suo look, la sua bellezza. Ma è tale quale a Madonna, glielo dicono tutti. o no? Grazie, purtroppo sì. Lei è figlia di una persona meravigliosa che nella la città di Cosenza deve molto. Un creatore, un artista a modo suo, è vero? Sì, a modo suo sì, no, è del cioccolato. Da quanti anni? È dal lontano 1971 che ho iniziato da solo, però già prima. Come si chiama? È Gisberto Sabato. Sabato, è famosissimo, no? I profiterol suoi sono famosissimi. C'è il sindaco, vieni. Come va, sindaco? Bene. Poi, soprattutto quando siamo fra amici, benissimo. Una bella serata, devo dire. Sì, Mario. veramente bene. Poi festeggiamo questo compleanno di Marco, quindi meglio di così. Tu hai molte, soprattutto donne fan. Tu sai che io sono molto vicino alle donne, ma le donne ti adorano in Calabria. Ma meno male, vabbè. Ma veramente? Perché no, devo dire che girando anche per la città trovo moltissime signore che sono anche avanti con l'età, che vivono questa città anche negli spazi aperti. Prima forse non potevano farlo, e questo mi fa molto piacere. Ma grazie a te la nostra città è molto invidiata. Io ho avuto un premio importante a Lecce, che è una bellissima città, e parlavano di Cosenza e mi dicevano: Claudio, comunque tu vivi in una città d'arte, di cultura, e questo mi rendeva orgoglioso. Guarda che lui ride, vieni qua. Come va? Tutto a posto. Tutto bene? Hai cucinato benissimo. Abbiamo arrostito benissimo. Si sta divertendo. Moltissimo. C'ho la voce un po' bassa per... Non ci nota però. Ah, sì. E allora se conosceva quella di prima... Quando si sta bene, con amici, con il buon cibo, va sempre tutto bene. Il buon vino. Una donna, devo dire, elegante, di classe raffinata. Complimenti. Grazie.
Grazie Claudio, sei sempre tanto gentile. Quando andrete in vacanza? Se Dio vuole tra qualche giorno. Ah, tra qualche giorno. Dove siete in vacanza? Staremo qua nella zona. Andiamo! Dove siete? Di Torino. Di Torino. Famiglia di Torino, mia sorella di Rogliano. Però originari di... Rogliano. Ti piace Torino? Un po'. Un po', perché non ti piace mo? Ti piace più la Calabria? Sì. Non capisco più niente. Andiamo. Ginevra, dove sei? Lui è un artista, signore, è un artista. Per favore, presentati. Siamo due artisti, essere presentato da Claudio Greco è il massimo. Ciao a tutti, sono Adolfo Adamo, un saluto a tutti quanti gli amici. Di cosa fai? Vabbè, mi occupo di teatro, mi occupo di divulgazione del teatro attraverso i linguaggi convenzionali e poi anche all'Università all'Unical di Cosenza di edutainment, divulgazione della scienza attraverso il linguaggio multimediale, cinematografico e teatrale. E poi ovviamente una cosa che ci sta a cuore è l'esperimento che facciamo all'interno della casa circondariale di Cosenza. Quest'anno sarà il terzo anno, se abbiamo fortuna porteremo per il terzo anno consecutivo i detenuti, gli ospiti della casa circondariale a vivere l'esperienza del teatro non nel carcere ma fuori. Il primo anno al teatro Rendano, il secondo anno al teatro Morelli e quest'anno speriamo di Bravo, complimenti. L'ho beccato! Al lupo l'ho beccato! Come stai, pa? Sei un folle, sei un folle. Sono un folle. Veramente, guarda, sei il folle della Calabria. Grazie. Sei simpaticissimo, Però, perché grazie anche al tuo direttore che lo salutiamo, Attilio, dai. Attilio che... Salutiamo perché lui ci vede la Carmela Formosa in tutti i sensi. Carmela, perché no? Luca Chito, grande regista. Anche Luca, un abbraccio anche a lui. Però voglio dire, vedi, il direttore vede oltre, perché sai che tu buchi, oltre all'imbucato, buchi il video, quindi ha scelto questa ma ci tua... buca a terra. Bueno, ma lui lo conoscete, è una persona che veramente è uno dei pochi in Calabria che conosce veramente la televisione. Io lo faccio, Fabio lo sa, lo faccio che mi diverto, ma lui è un uomo che ha contribuito molto in Calabria. Ci divertiamo, guarda, la televisione è spontaneità. Guardate quanto è bella lei! Ma la conoscete? Chi è? Come stai? Bene, bene. Ma hai organizzato una festa per tuo marito bellissima. Beh, lo merita. Guarda che ha organizzato tutto lei, tutto. Io non voglio parlare di politica, di cose, assolutamente no. Però oltre ad essere una grande moglie, una grande madre, hanno un bambino di una bellezza unica. Comunque è una donna che in Calabria sono quelle donne forti, capaci, caparbie soprattutto. Amore mio! No, peccato! Vieni qua! Ho un'eccellenza, non solo calabrese, è un'eccellenza mondiale. Come stai? Bene. Auguri a Marco che proprio era d'obbligo venire a fargli gli auguri personalmente a tutti questi amici che ho trovato stasera. Sono veramente contento e felice di averti trovato qua. Lui, oltre ad essere un grande professionista nel suo lavoro, è uno vi posso assicurare, è molto quotato in Italia, ma la sua bellezza d'anima è quella che colpisce soprattutto. Vi faccio conoscere un personaggio. Lui è un sindaco, è un po' folle, però è un uomo intelligente. Sindaco fresco. Ma direi fresco di nome. No, di nome. La mia esperienza è già consolidata. Tu ami Pianecrato, tu ami il tuo territorio. Ma io penso che i risultati che ci sono stati in queste ultime elezioni e la testimonianza del premio che mi hanno dato i miei concittadini. Io amo Pianecrati, è un grosso politico che vale la pena ogni tanto in questo momento di crisi della politica ricordarlo. L'ottimo Cecchino Principe che io ho avuto come Presidente del Consiglio diceva che chi governa i propri paesi li deve amare.
Scusi, vorrei il festeggiato è là. Eccolo qua, Marco Ambrogio. Siamo a casa tua e ti sto cercando. Come tanti. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Con la politica va tutto bene. È un momento particolare, ma va bene. Tu hai una moglie stupenda. Vedervi insieme si vede l'amore vero, l'amore puro ed è emozionante. È vero. Sì. Poi l'arrivo di questo bambino ha chiuso il cerchio. Ha unito ancora di più. Claudio, prego, per voi, vai. No, cantiamo insieme. Dove sono? Mi sembrava la città. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che non sono, ancora, vai in bucata. Non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Un grandissimo applauso a Claudio, Tonino, Marco. Io sono con una donna bellissima. Ha un viso bellissimo. No, è vero. Guarda la telecamera. Sì, Ha un problema con l'occhio. con la congiuntivita. Senti, Dimmi. l'estate L'estate dove sarai? sarò proprio in questa zona, a Campora. Tra pochi giorni mi trasferisco. Ah, quindi ti devo venire a trovare. Assolutamente sì. Mi è caduto il vino. Porta bene, c'hai i piedi bagnati. C'ho le scarpe da punta stasera. Ha mangiato bene? Benissimo. Cosa ha mangiato? Un po' di tutto, parmigiana, insalata di farro, carne alla brace, salsiccia. Ha fatto una bella cena. Ottima, una bella cena. Ah, complimenti a Una lei. buona compagnia soprattutto. Come va? Benissimo. Ho il piacere di vederti. Questo innamoramento della tua città, della nostra città. Noi siamo particolarmente impegnati nel creare una città diversa. Speriamo i cittadini piano piano, anche quelli che adesso sono titubanti, tra qualche anno apprezzeranno tutto il nostro lavoro. Ne siamo consapevoli. C'ho l'avvocato Morcavallo, ma vieni qua che è bellissima la sua. Ma è carina. Come stai? Bene, grazie Claudio. Come va? Benissimo, una serata perfetta. Vedo questi occhi, siete innamoratissimi. Così pare. O il gioco, o è la luce che fa, No, fa questi no. scherzi oppure. Siete innamorati. Da quando tempo? Io vi auguro tanta felicità, perché l'amore è la cosa più bella del mondo. L'amore ma è l'amore che ti dà l'energia di tutto, ricordate, tutto dall'amore. Devo mangiare questa. Dopo te lo dico, andiamo. Maria Rosaria, tu che sei no, ho voglia d'anguria, Maria Rosaria. Guarda cosa ho trovato. Non va per me, però la mangio. Sono in compagnia di due donne, due artiste, dopo vi faccio conoscere l'altra. Come va? Io l'ho sentita cantare, aspetta un bambino, carinamente. Una femminuccia. Ma complimenti, è la prima volta che ti ho sentito cantare. Grazie. Ma tu lo fai di mestiere? Sì, assolutamente. Ah, sì. Sì, diciamo che ho iniziato a cantare quando ero proprio piccola e adesso insomma lo faccio come mestiere. Andrò a ritirare tra l'altro anche il premio Pericle d'Oro il 28 2018. Mi risiedo.
cos'è in progetto? Che non ci sentiamo, non ci vediamo da una vita. Allora, intanto in questi giorni stiamo girando uno spot e io mi sto occupando della parte quella che a te interessa di più, i costumi. Ma stupendo. E poi sono in fase creativa, sto scrivendo uno spettacolo ironico sulle donne, un po' tragicomico, un po' sulla mia cifra stilistica. E poi che ti dico, stiamo preparando un sacco di cose interessanti. Tanti auguri a te, tanti auguri a Marco, tanti auguri a te. Auguri, auguri. Tagliamo la torta. Sì, sì. Via, tagliamo la torta. Un applauso a Marco. Chiudo dicendo che è stata un'esperienza bellissima. Io devo ringraziare assolutamente la mia compagna di viaggio, una grande donna, bellissima donna intelligente, c'è una grande amicizia, un grande feeling, che è Ginevra Bercillo, la mia baronessa Ezza. Quindi grazie a lei, grazie a Tem, grazie a Attilio Sabato, grazie a Camilla Formozzo, grazie a Luca Chito, grazie a Pasquale Guccio perché è stato paziente in queste settimane con me, un po' folle, però la vita è così. Spero di rifarlo perché comunque è un programma che ci diverte sia a me che a Ginevra. Spero di rivedervi presto. Io vi ringrazio di cuore, scusate se qualche volta esagero, però sono un artista, mi sento un artista e mi sento soprattutto, lo dico sempre e lo ripeterò sempre, un clown di questa vita e ne sono orgogliosissimo di esserlo. Un bacio, ciao, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.